Gira tutto a destra su via Nazario Sala. Tra 500 metri, gira tutto a destra. Gira tutto a destra. Tra 450 metri, gira tutto a destra su via della Stazione. Gira tutto a destra su via della Stazione e troverai la destinazione sulla sinistra. Tra 400 metri, gira a destra su traversa quinta di via Vittorio Veneto. Gira a destra su traversa quinta di via Vittorio Veneto, quindi gira a sinistra su viale Medaglie d'Oro. Gira a sinistra su viale Medaglie d'Oro.
Tra 500 metri, gira a destra su corso Giuseppe Garibaldi. Gira a destra su Piazza Mazzini, quindi prendi la prima svolta a destra su via Strada Silvio Pellico. Tra 350 metri, tieni la sinistra su viale Salvatore Quasimodo. Tieni la sinistra su viale Salvatore Quasimodo, quindi gira a sinistra su via Emanuele Savarino. Gira a sinistra su via Emanuele Savarino, quindi gira leggermente a sinistra su via Catena. Gira a sinistra su via Fontana, quindi prendi la prima svolta a sinistra su via Catena. Gira a sinistra su via Catena. Gira a destra su via Nuova Macello, quindi gira a destra su via Santa Venera. Tra 1,2 km, gira a sinistra su corso Sottotenente Nino Barone.
Gira tutto a sinistra. Tra 500 metri, la destinazione è sulla destra, Duomo di San Giorgio Modica.
Tieni la destra, quindi gira a sinistra su via Saverio Iacchininoto. Gira a sinistra su via Saverio Iacchininoto, quindi gira a destra su via Roma. Gira a destra, quindi prendi la prima svolta a sinistra su Corso Maria del Belgio. Al segnale di stop, gira a sinistra su Corso Maria del Belgio, quindi prendi la prima svolta a destra su via Gesù.